buongiorno, benvenuti a tutti, sono Rosella Pellerino, direttore scientifico di Espacio Città, sono oltremodo felicissima oggi di essere qui con questo parterre di relatori, ma anche con voi ospiti e pubblico, perché siamo riusciti a realizzare un piccolo sogno che covava il nostro trovatore Matteo Zenatti, ma che in questi anni abbiamo iniziato a coltivare e a covare anche noi. E tutto cominciò nel 2021 con il progetto del Trovatore in Transito, in cui Matteo Zenatti da Verona, anzi da vicino Verona, da Tregnago per la precisione, ci propose appunto questo percorso a piedi che lo vide partire proprio da Dronero e compiere ogni giorno 25 km più o meno, per spostarsi idealmente da un paese all'altro, da una parte all'altra, ripercorrendo sempre con la fantasia i passi che avrebbe potuto compiere proprio uno dei più grandi trovatori che visse qui in Piemonte, che è appunto Rimbaud de Vaqueiras. Lui si esibiva 1192, lui si esibiva e in cambio di ospitalità, esattamente come facevano i nostri trovatori nel periodo medievale. Questo progetto è continuato con l'incisione del repertorio di Rimbaud, e poi è continuato adesso con questa residenza che Matteo ha cominciato giovedì scorso qui a Dronero e in valle, e che lo ha visto interagire insieme alla collaborazione, grazie alla collaborazione dell'Università degli Studi di Torino, in particolar modo ringrazio Andrea Giraudo, e l'ha visto interagire con le scuole, quindi con le scuole di Dronero, l'Alberghiero, le scuole medie, il college di Stroppo, l'ha visto interagire con l'istituto musicale, con la sua direttrice, l'ha visto interagire con i musicisti tradizionali, popolari, che suonano gli strumenti della nostra tradizione, per farci fare un viaggio nel tempo e portarci all'epoca appunto di Rimbaud, spiegare meglio ai ragazzi la letteratura delle origini e farci comprendere com'era effettivamente la musica, perché forse è quello che anche a noi occitani e occitanofoni sfugge massimamente, cioè come cantavano i trovatori. E per questo abbiamo il nostro terzo, ma non per questo ultimo, ospite, che è Francesco Carapezza dall'Università di Palermo, che è uno studioso e un esperto anche della musica dei trovatori, e ci dettaglierà proprio su questo aspetto che è quello forse che noi meno conosciamo, e anche qui in Piemonte sicuramente noi come Espacio Città abbiamo meno indagato, quindi la musica, come cantavano i trovatori. Al termine di questa tavola rotonda ci sarà la merenda, quindi se non scappate, ci sposteremo nel museo, perché alle 18 poi vedremo il risultato di tutta questa residenza, di tutto lo studio, dell'incisione di Matteo, perché avremo lo spettacolo che è stato realizzato appunto da una sua idea insieme alla regista Paola Tortora di Vintulera Teatro, che abbiamo qui, con la collaborazione appunto anche del tecnico del suono che ci aiuterà. Mi chiedo scusa, Gaetano, perdonami per il cognome che ora dimentico. Miglioranzi, chiedo scusa. E vedremo appunto questa performance che ci porterà proprio a, non voglio fare lo spoiler, ci porterà a scoprire la vita di Rimbaud, la vita e le sue canzoni. Quindi grazie a voi relatori, grazie a voi del pubblico, e vi auguro, ma sono certa che passeremo un bellissimo pomeriggio insieme al nostro trovatore. Grazie. Grazie. Sì, allora, ok, tocca a me. Già. Allora, buongiorno a tutte e a tutti, appunto io sono Andrea Giraudo, in realtà il mio ruolo qui oggi è solo quello di mera piccola introduzione così a questa tavola, questo tavolino rotondo, quadrato però semicircolare. In realtà ecco, io così introdurrò un po' sulla figura di Rimbaud, per chi non lo conosce, anche per chi lo conosce, così un utile ripasso, e poi farò un po' da arbitro e da cronometro anche fra gli interventi appunto di Francesco Carapezza, che sarà un intervento di tipo più filologico, musicologico, cioè la musica di Rimbaud. Rimbaud ci ha lasciato delle canzoni, alcune delle quali sono
provviste di musica, e poi un intervento tipo artistico musicale, cioè pratico, cioè cosa significa mettere in scena quello di cui ci parla Francesco, quali sono le difficoltà, le licenze, le cose che bisogna decidere sperando che vada bene, eccetera, eccetera. Ora, appunto, Reinbau de Vaqueiras, io mi sono preso qualche appunto, che naturalmente le cose a memoria non me le ricordo, però con Reinbau siamo tra il 1180, noi siamo in grado di arrivare fino al 1180, sapere che nel 1180 lui era in attività, e si va fino al 1205. Dal 1205 in poi si perdono le sue tracce, era probabilmente nell'Oriente Latino, seguito alla Quarta Crociata, ed è possibile che sia morto, probabile che sia morto là, perché là c'era il suo patrono, il suo tra l'altro amico, cioè Bonifacio di Monferrato, che poi appunto nello spettacolo vedremo come entra in scena. Allora, Rimbaud, se nel 1180 era in attività poetica, è presumibile che sia nato intorno al 1160, grosso modo. Ecco, di Vaqueiras quindi in Provenza, cioè lui era un provenzale in senso stretto, diremmo oggi, dipartimento della Vaucluse. Nel 1180 noi sappiamo che Rimbaud viene in Italia, cioè attraversa le Alpi. Voi sapete, è cosa nota, che non solo i trovatori, in generale, vuol dire, nella società medievale la gente si spostava, anche se a noi può sembrare strano, cioè noi siamo abituati treno, la macchina, l'aereo, loro andavano, se erano fortunati, a cavallo, se un po' meno con l'asino, se no pedibus, però si spostavano, e gli artisti, i poeti, lo facevano a forzioni per portare la loro arte di corte in corte, di castello in castello, eccetera, eccetera. Rimbaud appunto passa le Alpi. Perché? Perché siamo già in una fase dell'esperienza lirica trovadorica in cui appunto i trovatori, che come movimento nasce nel sud della Francia, poi si irradia al nord, nord della Francia, cioè la Francia propriamente detta, oltre il Reno, quindi la Germania, e anche la pianura padana e poi l'Italia tutta. E di qua dalle Alpi Rimbaud e i suoi sodali trovano degli ambienti a loro confacenti, perché dicono, anche di qua ci sono le corti, ci sono dei potenti, dei feudatari, al cui servizio, variamente inteso, e vedete qui Rimbaud, che è quello con l'elmo, perché Rimbaud tra le altre cose maneggiava anche la spada, sì, è quello, esatto, quello, e poi anche quello là. Rimbaud tra le altre cose è come dire, non è che si potesse solo vivere di belle canzoni e di parole ben trovate, all'occorrenza saliva anche sul cavallo e faceva la sua parte. Ecco, Rimbaud fa un po' di qua, un po' di là per alcuni anni, è con Bonifacio, appunto qui 1180, nel 1189 torna in Provenza, si sta un po' in Provenza, nel 1190-1191 ritorna di qua, e però non va da Bonifacio subito, va dai Malaspina, quindi tra la Liguria, il Basso Piemonte, ormai siamo già nell'Appennino, sta un po' lì, e poi torna con Bonifacio 1192, e con Bonifacio appunto è nella sua corte, quindi fa canzoni, intrattiene, e però, come dicevamo, quando Bonifacio chiama, lui sale sul cavallo e sappiamo che gli è compagno in senso anche militare, perché fanno imprese insieme. All'epoca il marchesato di Monferrato iniziava a patire l'accrescersi della potenza, per esempio, del comune di Asti, che pian pianino cercava di rosicchiare dei territori. Ai marchesi di Monferrato non è che questa cosa lo facesse impazzire, e quindi, ecco, noi sappiamo ci sono delle, così, chiamarle guerre sembra forse un po' troppo, scaramucce, come diceva sempre la mia, mi piace una cosa che ricordo sempre, la mia professoressa di storia di seconda superiore, sì, mi diceva che quando ci spiegava gli esordi della storia romana, ci diceva, voi dovete pensare che all'inizio della storia di Roma era come se combattessero Cuneo contro Dronero, e più o meno, se vogliamo. Comunque, spedizioni militari contro Asti, poi segue Bonifacio in Sicilia, perché Bonifacio è comunque un marchese, quindi fa parte dell'impero, l'imperatore decide che si va in Sicilia, allora lui va in Sicilia, e poi soprattutto la grandissima avventura, che poi appunto verrà anche narrata, cioè Rimbaud segue Bonifacio
incrociata, siamo alla quarta crociata, è una crociata che, come dire, dopo la prima, seconda, la terza, i potentissimi non sono più tanto contenti di intestarsi la crociata, e allora cerca, trovano comunque Bonifacio viene capo della crociata, e questa crociata si fa, e Rimbaud ci va. In tutto questo Rimbaud continua appunto continua a poetare, continua a fare canzoni, continua a fare quindi appunto canzoni d'amore, sirventesi, continua a intrattenere la corte, con appunto una compresenza, io direi, di mestieri che per noi oggi forse è un po' difficile da pensare. Noi pensiamo, chi di noi appunto lo fa, o anche chi lo fa per mestiere, ma anche chi è andato a scuola o si interessa, pensa alla letteratura medievale e dice i poeti stavano lì, scrivevano, facevano. È un po' diverso, cioè, quindi bisogna, come dire, entrare in un mondo cercando di capire come funzionava. E tra i vari testi di Rimbaud ce n'è uno che è quello che, come dire, su cui io tra l'altro ho già fatto una conferenza una volta, ma che poi ci ripensavo oggi, in realtà conosco da un sacco di tempo, cioè conosco da uno dei miei primi corsi di linguistica romanza all'università, in cui era un corso seminariale, bisognava poi fare delle esercitazioni, c'erano dei testi a disposizione, uno sceglieva su quale testo fare una piccola relazione e faceva analisi linguistica, e io ricordo che scelsi appunto questo testo che è noto come la lettera epica, cioè un pezzettino. C'è un testo di difficile definizione che anche Matteo ha utilizzato utilizzato, come dire, in maniera abbondante nel suo lavoro. È un testo bellissimo, perché è un testo che proprio che cosa sia come genere letterario non è facile, però è un testo in cui Rimbaud si rivolge al marchese e gli racconta cose che lui sa benissimo, cioè gli racconta le imprese che hanno compiuto insieme, no? Perché? Per ottenerne un premio, perché dice, io ho fatto tutte queste cose, quindi saresti davvero un cattivo nobile, un cattivo, non saresti cortese se poi non mi remunerassi, non mi dessi qualcosa, eccetera, eccetera. E in questo testo, che è bellissimo, si trova un sacco di cose. Non tutte vere, probabilmente, perché è comunque un poeta, è comunque un artista, e fa comunque dei prodotti artistici, quindi non è che ci sta scrivendo, sta facendo il diario, ho fatto questo, quest'altro, è un prodotto artistico anche l'epistola epica, però c'è un mare di cose, ci racconta appunto di quando è andato in guerra contro Asti, e quando il marchese Alberto Malaspina, che lui conosceva perché c'era stato nella sua corte, era caduto, l'hanno tirato su, oppure di quando è andato appunto in Sicilia e ha difeso Bonifacio, di quando era a Costantinopoli e quindi faceva caldo a Costantinopoli, i crociati erano sotto le mura di Costantinopoli, lui era vestito pesantemente e aveva caldo, ma tutto il giorno stava lì perché bisognava stare lì. E però ci racconta anche delle canzoni che faceva, dei divertimenti cortesi, del fatto che lui intratteneva in corte, e delle avventure galanti, che sono quelle che forse uno qualche dubbio in più ce l'ha, in cui appunto seguiva prima un giovane Bonifacio e poi un Bonifacio leggermente già un pochettino più âgé, ma comunque ancora giovane. E dove lo seguiva? Lo seguiva in posti che non sono proprio Dronero, cioè io penso che a Dronero Rimbaud non sia mai venuto, però ecco, lui da Casale Monferrato per loro era naturale arrivare in Liguria, no? Quindi c'è una principessa, una nobile da salvare a Ventimiglia, si parte di notte, si va, si cavalca, si arriva, la si prende, poi però quelli a cui la si è presa non sono tanto d'accordo, allora come dire, ci inseguono, noi ci ripariamo, ecco, l'epistola epica è un testo divertentissimo, anche se non è tutto vero, pazienza, però a leggerla, ecco, uno entra davvero in un mondo che è una chiave secondo me anche per entrare in un mondo che dai libri ci può sembrare un po' distante, i trovatori, questi qua fantastici, facevano delle cose bellissime, molto raffinate, eccetera. In realtà poi, come dire, era gente che anche lì si guadagnava da vivere con un mestiere che era quello del poeta. Ecco, in realtà io non ho moltissimo altro da dire, perché naturalmente non mi metto qui a parlare, anche perché non è che avrei proprio grandissima competenza su tecniche, Rimbaud, perché, per come, eccetera. Però quello che mi sembrava importante di dire in apertura di questo incontro è che Rimbaud è un personaggio
divertente, un personaggio bello da studiare, un personaggio rappresentativo di un'epoca e di un mondo che per noi è distante, ma ecco, ci sono diversi modi di avvicinarci, sì. E però soprattutto Rimbaud appunto è un trovatore, è stato un trovatore, quindi un poeta che ci ha lasciato tot canzoni, tot testi, una 20, 30, una ventina, una trentina, sinceramente il numero preciso non me lo ricordo, tra 20 e 30, poi si discute su alcuni, ma è sua, non è sua, potrebbe essere sua, poi voi sapete Rimbaud per noi oggi è un nome assurdo, sarebbe Rambaldo, cioè, Rambaldo della Vacchetta, come diceva Carducci. appunto, cioè, però all'epoca tra i trovatori ce n'è perlomeno un altro famosissimo con cui spesso uno dice ma è sua, no, è dell'altro, eccetera. Per cui ecco, un poeta è un poeta di cui, ecco, voi sapete che fino a un certo punto nel Medioevo la poesia, se uno, il modo di fruizione della poesia non era vado lì, mi apro il libro, mi leggo le poesie, ma la poesia si ascoltava, perlomeno la poesia lirica, ma anche altri tipi di poesia. E però è altrettanto noto che della musica del Medioevo c'è rimasto poco, e soprattutto della musica dei trovatori ci è rimasto ancora meno. Rimbaud è una luminosa eccezione perché sono rimaste sono rimasti 7 testi provvisti di notazione musicale, che appunto in un panorama per cui per la maggior parte dei testi trovadorici che erano cantati non sappiamo minimamente su quale linea melodica si cantavano, ecco, un corpus come quello di Rimbaud è interessante e ovviamente attira l'attenzione di chi, mentre noi siamo più o meno pagati per fare questo mestiere, lui si presenta al pubblico, esatto, lui paga per farlo, esatto, poi si presenta al pubblico, per dopo sarà pagato, esatto. Quindi su questa nota, cioè Rimbaud poeta, ma Rimbaud poeta di cui sopravvive molta musica, io volentieri lascio la parola a Francesco Carapezza e vai, anzi tu dove hai il tuo... Qua ci penso, Rimbaud de Vacheras. Ci pensi tu? Ok, perfetto. E per una cosa? Voilà, per una mezz'oretta ci intrattiene. Sì, voglio dire una cosa. Sì. Poi tu fai quanto vuoi. Vedete, è più serioso, è più brutto di quello che ha fatto vedere Andrea. Se sfori le miniature che non so da dove antipatico. Che codice faccio insomma la parte, no, giustamente mi hanno affidato questa parte un poco più seriosa. Devo ringraziare però per prima cosa moltissimo Andrea e tutto il personale, lo staff di Espasius Città, moltissimo. Sono onorato di essere qui, come avete sentito vengo da Palermo, dove andò pure Rimbaud de Vacheras. Prima si fece un giro nella Sicilia orientale, era al seguito di Enrico VI, l'imperatore, ma soprattutto al seguito di Bonifacio I di Monferrato, come abbiamo sentito da Andrea. Quindi si fece un giro tra l'altro in Sicilia, lui si fece un giro di città che erano per lo più colonie aleramiche, quindi c'era una connessione anche con la madrepatria, diciamo, la terra d'origine del Marchese, e questo forse non è casuale, non è stato tanto studiato questo aspetto. È un'altra possibile connessione di questo giro siciliano che è stata ipotizzata, però si ipotizzava anni addietro, è quella con la scuola poetica siciliana. Cioè ci fu chi ha pensato che Rimbaud de Vacheras potesse avere portato materiali trobadorici, lirica trobadorica in Sicilia, e poi che da questa esperienza, da questo contatto ci fosse stata poi la ripresa dei trovatori qualche decennio dopo. È un'ipotesi un poco peregrina, però ci sono delle cose interessanti che si possono addurre a proposito di questo viaggio siciliano. Io invece comunque vi devo dire un'altra cosa, un approfondimento sulle musiche che sentiremo fra poco, interpretate, non solo cantate, interpretate da Matteo Zenatti. Allora, la tradizione musicale di Rimbaud de Vacheras si segnala per la sua compattezza innanzitutto, cioè abbiamo tutte e 7 le melodie solo in un manoscritto, che è il manoscritto R, tolosano di estrema fine del 200, dicono ultimamente,
brava giovane studiosa che se n'è occupata, noi ci crediamo. Prima era datato anni 1330, ora lo vedremo questo manoscritto. Quindi fine 200, probabilmente Tolosa o Tolosano, regione di Tolosa. E arriva questa fonte che doveva essere probabilmente una fonte musicale di Rimbaud de Vaqueiras. Noi non abbiamo altre tracce, cioè le melodie non sono copiate altrove, solo in R, e tutte nella stessa sezione, vedete, tra l'altro 4 una di seguito all'altra, poi ce ne sono altre 2 sempre nella stessa sezione, mentre la prima che vedete, Guerras ni Platz, è un altro testo, è prima, in una sezione precedente, vedete, ci sono dei puntini che indicano che quella è staccata, forse aveva una fonte diversa, non sappiamo. Sta di fatto che questi, diciamo, testi con la musica, insieme ad altri 2, costituiscono la tradizione veneta di Rimbaud de Vaqueiras. Praticamente si tratta di una tradizione compatta anche a livello proprio di tradizione manoscritta, di circolazione dei testi, quindi l'idea che si configura è che probabilmente esisteva una fonte musicale piuttosto antica dove c'erano sia i testi che le musiche. Comunque a noi quello che ci è arrivato e che ci interessa soprattutto per poterlo interpretare e per poterlo sentire è la lezione di R, cioè come il testo è stato copiato, tramandato da R. Io qui ho fatto un ingrandimento, voi vedete, questo è Guerras ni Platz, che sentiremo fra poco. C'è da dire che i copisti musicali si sbagliavano come si sbagliavano i copisti testuali, e anzi proprio R è uno dei manoscritti dei Trovatori dove ci sono più errori musicali rispetto agli altri 2, 3, insomma, che sono di altre regioni, sono 2 francesi, 1 italiano, gli altri 3. Questo, che giusto giusto è provenzale, invece è quello che fa più errori, diciamo, come a livello di notazione musicale. Quindi non possiamo andarci sicuri, soprattutto in questo pezzo è possibile che ci siano errori di copista. Per esempio spostava le frasi, metteva i melismi a casaccio, non faceva tanto, diciamo, attenzione al testo. Ma scriveva in latino o in... Questo è provenzale, Questo è provenzale. tutto provenzale, sì. Vede, c'è la rubrica, il testo sotto il pentagramma rosso, chiave di do e i neumi. Questo è stile sillabi e poi questo lungo melisma sulla sillaba boss. Non son boss, vuol dire non sono buoni. E ci sono tutte queste 6 note, quindi stile sillabico neumatico viene chiamato quello dei Trovatori, perché alterna sillabe con una sola nota a sillabe con più note o anche melismi. Quindi c'è una certa, diciamo, viene richiesta una certa abilità dai cantori di musica trobadorica, però non eccessiva come quella della musica di chiesa. Lì siamo a un livello artistico elevatissimo anche nel canto gregoriano, ma per esempio in tutta la musica ecclesiastica che si scrive tra XII e XIII. Quella dei Trovatori è più facile da eseguire, per schematizzare, insomma è più facile dal punto di vista vocale. Queste sono le pagine successive, come vedete alcuni li salta, righi musicali, qua ci sono le 4 una di seguito all'altra, alcuni sono bianchi, e lì finisce la sezione di Rimbaud. I pezzi musicali che ci sono arrivati sono strettamente relazionati con la corte del Monferrato, quindi anche storicamente si nota compattezza e omogeneità. 5 sono riconducibili agli anni tra il 97 e il 1201, quando Rimbaud è in Monferrato, e sono tutti canzoni d'amore più un pezzo coreografico, ora vedremo, la famosa Stampida, che celebra la figlia di Bonifacio, Beatrice. Di questo personaggio pure ne sentiremo parlare e la vedremo, ci apparirà. Purtroppo non sarà Beatrice sotto forma di figlio, ma poi ve li spiego. Nella realtà storica era figlia, mentre nella Vida provenzale si racconta che era la sorella. 2 di essi sono riferibili invece alla Quarta Crociata, come diceva Andrea. Lui continua a scrivere, al seguito di Bonifacio scrive in Monferrato, ma scrive anche poesie riferite alla spedizione in Oriente. 2 sono state tramandate con la musica. Panegirici di Rimbaud, che si riferisce di Bonifacio, databili all'autunno 1201 e all'estate 1205. Questi ovviamente sono più databili con più precisione perché si riferiscono ai fatti storici che
che si possono documentare. Quindi tra il principio e la fine della spedizione in Oriente, dalla quale lui probabilmente non tornò. Alcuni credono. Nella vita c'è scritto che Bonifacio gli diede il regno di Tessalonica, cioè di Salonicco, e là morì, dice la vita. Quindi omogeneità sia cronologica che tematica nella tradizione musicale, e questo già è un fatto storicamente rilevante. Come vi dicevo prima, si può ipotizzare l'esistenza di una fonte musicale scritta, magari costituitasi già in Monferrato, e che poi lui viaggia con sé, cioè probabilmente potrebbe partire da un booklet d'autore, come si sono ipotizzati per la tradizione dei trovatori. Non è facile da stabilire, però certo che questa omogeneità nella tradizione manoscritta dei componimenti musicali è qualcosa di indicativo in questo senso, di una raccolta d'autore, non per forza sua che se l'era fatta lui, ma insomma che qualcuno l'aveva preparata. E poi però è da tenere pure in considerazione che i testi che ci sono stati tramandati con la musica sono tra i più diffusi del corpus di Rimbaud. Sono trasmessi da 12 a 19 manoscritti, vedete? Questi per esempio sono 1, 2, 3, 4 dei 7, e sono trasmessi da 14, da 18, da 19 e da 12 manoscritti. Questo è pure un dato da tenere in considerazione. Un'altra cosa da tenere in considerazione sono gli aspetti formali. Ora qua mi addentro in una cosa un poco più specifica, spero di non annoiarvi troppo. 4 dei testi con la musica sono canzoni fatte tutte dello stesso tipo di verso, il decasillab, cioè versi di 10 sillabe. Era il verso più importante, più elegante, più altisonante della lirica dei trovatori. Poi anche Dante lo assumerà in questo senso. E come vedete hanno schemi variabili, però sempre tendenzialmente di 8, vedete? 8 versi di 10 sillabe, qua ce ne sono 8 più 3, quindi questo è ha una strofa ancora più grande, più allungata. È la strofa classica di questo periodo della poesia trobadorica, cioè di fine XII secolo. È il grande canto trobadorico, possiamo dire, cioè una delle forme che assume il grande canto trobadorico di livello elevato, e non a caso la musica viene fatta, per questo tipo di componimenti, è più elaborata, è più ricercata dal punto di vista dello stile. Questa è una canzone importante perché in alcuni manoscritti apre il corpus di Rimbaud, quindi era una canzone che si metteva all'inizio, è una delle più belle, delle più importanti sicuramente, con riferimenti al Marchese di Monferrato, alla figlia Beatrice, a Belcavaliere, a Inglese, tutti i personaggi che probabilmente avevano a che fare con la corte del Monferrato. E ve la volevo fare sentire per dare un assaggio di quello che sentiremo dopo. Quindi vi spiego velocemente come funziona il suono, le parole. Quindi il testo, come vedete, si distribuisce strutturalmente in coppie di versi, distici. La strofa di 8 si può concepire come 4 distici di 2 versi, e ognuno ha la sua frase musicale, quindi la frase musicale parte da qua, finisce qua, e qui abbiamo AB, poi di nuovo riparte la frase musicale, la seconda frase musicale, e copre il terzo e il quarto verso, quindi il secondo distico. E abbiamo CD, quindi una nuova musica, una musica diversa. Qui c'è la separazione tra prima metà e seconda metà, la cosiddetta diesis, la chiama Dante nel De Vulgari Eloquentia. E poi nella seconda parte di nuovo la stessa cosa, quindi 2 frasi musicali, ognuna di 2 versi, dove si ripete la frase finale di, vedete? Quindi c'è materiale della prima metà ripetuto con delle variazioni anche nella seconda.
Il centro tonale è Sol di questa canzone, G in inglese. Il centro tonale è chiaramente Sol, è una canzone in tonalità, potremmo dire, di Sol o in modo di... No, modo di Sol no. Non tutta. Non tutta, ci sono delle escursioni. Sì, io attacco in T e poi giro in G alla Gensur, cioè parto con un'atmosfera in dorico sui primi due versi, perché finisce in Re. E non lo interpretavo come quinta ma come tonica, e mi piaceva farlo perché cambia quando dice di dedicarsi alle migliori del mondo e diventa G. Ma è una scelta mia in realtà. Sì. Dice, riferendosi alla, diciamo, alla nota di Bordone, alla nota che sta sotto. Sì. Ma dopo Matteo. Poi... comunque è chiaro che insomma il centro tonale, nel senso, finisce sul Sol. Sì. Questo 4 versi. Sì, poi la fine comunque. Sol. Ora la sentiamo. Vi faccio vedere velocemente. Scusate, ecco là il manoscritto. Questo è il manoscritto e questa è una trascrizione moderna. Quindi vediamo A, B, i primi due versi che compongono la prima frase, la seconda frase. Nella terza frase musicale la voce va su fino all'apice della melodia, su bella donna, naturalmente non è un caso, e poi arriva al Do, che è la nota più bassa, nel penultimo verso, per poi rialzarsi e fiorire nell'ultimo. Ora la sentiamo, ve la faccio sentire però col testo. Come sentirete nel canto ci sono delle varianti che sono le varianti di R, perché io, scusate, la canto secondo il manoscritto R, mentre questa che vedete qui è l'edizione critica, un'edizione fatta da Saviotti, che è il nostro collega esperto di Rainbow de Vaqueiras, che non poteva oggi, giusto? Come? Che non poteva venire, va bene. Allora sentiamo, io vi faccio notare la chiusura delle frasi. Si può abbassare un po'. È troppo forte. Va bene. Vedete che si ferma qua, c'è un arresto della melodia e poi riparte. Qui raggiunge l'apice. Colore prezze brus di nuovo Sol, arresto. Ora va giù. E infine risale. È cadenza. Naturalmente io la faccio con la voce strozzata di gallina strozzata, ma fra un poco la sentirete fatta meglio. Se proprio nelle vite dei trovatori si dicevano a vicenda chi cantava meglio, chi cantava peggio, a delegare anche di canto. La voce roca, dicevano quello canta come un tacchino, già suona allora. benissimo, peccato la voce, dice così. Esatto. Va bene, per concludere volevo soltanto abbordare, ma molto velocemente, un altro tema, cioè il fatto che oltre questo tipo di canzoni che avete sentito, quindi auliche, raffinate, elaborate musicalmente, c'è un altro ambito nella poesia di Rimbaud e in quella pure trasmessa con musica, che è quello più, diciamo, legato a forme coreografiche, alla danza e al ritmo, cioè è possibile che ci siano pezzi fatti per essere ballati comunque con un ritmo regolato. Si parla di musica mensurale nel Medioevo. Dansas, come per esempio, l'Estampida era sicuramente un pezzo coreografico, e noi sappiamo dalla razzo che la suonavano sulle vielle dei francesi. Questa era musica strumentale. E lui ci fece sopra il testo, e difatti è stata trascritta
tradizionalmente si canta in ritmo ternario. Calenda Maya ni fuelste faia ni chandause ni flor de glaia tarin tarira rarin tarira. Pure questa la sentiremo. In questo sempre ambito ci potremmo anche ipotizzare di metterci Noma grada ivern ni estiu, che ora sentiremo, e anche questa perché è possibile che sia ritmica? Perché ha uno stile quasi esclusivamente sillabico e le frasi musicali si ripetono sempre sui 12 versi di 8 sillabe. Vedete, la struttura è questa qua, sono tutti 8-sillabici e abbiamo ABCD, EBFD e poi di nuovo ABCD. Quindi questa iteratività suggerisce un'esecuzione ritmica, secondo me, però è una cosa ipotetica, non è che c'è scritto il ritmo nel manoscritto, non è scritto. Allora sentiamo pure questa melodia e poi passiamo la parola a Matteo. Abbastanza bene. Tra l'altro si riferisce alla crociata, alla spedizione in Terra Santa. E poi di nuovo rosso, uguale, identica nel manoscritto identica. Ok, très bien. Allora, questa cosa, naturalmente la prima strofa che abbiamo sentito si riferisce a un tema amoroso, ma è dopo che viene il tema guerresco riferito alla Quarta Crociata, con tra l'altro ci sono delle riferimenti ad Alessandro Magno, a Carlo e Rolando della tradizione epica. Va bene, io mi fermerei qui. Do la parola. Tempo, non ce la fai sentire. Come? Le stampida non ce la fai sentire. Le stampida l'ho accennata, non c'è. Poi la me la canto dopo. canto. Infatti, non chiediamo come, non facciamo Posso spoiler. fare una domanda? Sì, Certo. Sulla base di cosa diciamo che il manoscritto R è pieno di errori se non ci sono confronti con altri manoscritti? nel caso di Rimbaud non ci sono, hai ragione, bravo. No, non so. Per Rimbaud, allora, in quel caso si nota per esempio che c'è una frase, per dire, che comincia, quindi c'è una frase, un verso musicale, poi lo stesso verso musicale comincia su una sillaba diversa e un poco più su, per esempio. Quindi ci sono fatti strutturali che sia voluto, no, è un difficili, ci sono fatti strutturali che fanno pensare a... E poi ci sono dei casi invece dove c'è il controllo, dove c'è la possibilità di confronto con altri manoscritti musicali, dove musicologa Aubrey, americana, che l'ha studiato approfonditamente, lì dice, vabbè, questo do per l'autoritas della studiosa che se n'è occupata del manoscritto, e lei ha notato che, insomma, che il copista o i copisti di R commettono errori.
Quindi c'è un confronto anche. Sì, si può fare, c'è il confronto, perché non è l'unico che ha le musiche dei trovatori, è l'unico che ha le melodie di Rimbaud, ma per altri trovatori abbiamo anche la possibilità di confrontare con gli altri tre, G, W e X. E R si mostra scorretto in alcuni casi, cioè fa saltare per esempio, oppure lo sai che cosa fa pure? Regolarizza la struttura, cioè si vede negli altri manoscritti per esempio la melodia ha un andamento continuo, si parla di oda continua, cioè comincia in un modo e va sempre cambiando, va cambiando su tutti i versi. Invece R gli dà una struttura A B C D E per esempio, ok? Cioè cambia la struttura. E si pensa che sia una forma di attualizzazione, cioè che alla fine del 200 si piaceva questa struttura e quindi l'ha modernizzata. Diciamo che da questo punto di vista si parla diciamo, di errori, e comunque è un manoscritto tra i più innovativi della tradizione musicale dei trovatori, anche per la tardità. Vabbè. Ok, grazie. Beh, grazie Francesco per questa presentazione ricca e, come dire, ricca ma non troppo specialistica, e quindi Meno che male. è riuscita, secondo me, perlomeno... Una cosa, lui parla sempre in provenzale, Sì, lui sempre provenzale. anche con il Bonifacio parla in provenzale. Che cosa parlasse, Chissà, che ma cosa insomma, parlasse lui nella- guarda, nella- ma che della Rimbaud quotidianità. fosse, diciamo, che avesse Ma imparato sapeva. 4 lingue romanze, non Esatto. mi sembra Il difficile. genovese lo sapeva, abbiamo visto. Sì, però- Lui scrive in genovese e poi fa chiaramente allusione a un genere testuale che è la cantiga de amigo galego-portoghese, se è su alta su undas. È dibattuto, ma insomma ci sta benissimo nel suo Poi c'è corpus. comunque il suo componimento plurilingue, in cui c'è anche del galego Esatto, portoghese. Ecco, e Esatto, nel catalano, discordo scusate, plurilingue c'è catalano. francese, occitanico, italiano, che è un italiano più, diciamo, non è genovese. No. No. E c'era, e infatti si parla di contatto con la scuola poetica siciliana pure per quell'italiano lì, se non mi sbaglio. Poi c'è il galego. E il galego. C'è il galego su 4. Occitanico. Sì. Sì, che bellissimo, volevo usarlo come bis, ma è troppo difficile. No, quello infatti è un componimento. Però sì, è probabile che. Cioè, poi magari si parlavano in piemontese. Cioè, la cosa più probabile è che si parlassero in piemontese. Oppure lui parlava l'occitano e Bonifacio rispondeva in piemontese. Molto plausibile. Cioè, perché no? Cioè, Intercomprensibilità assai, diciamo, alta ci doveva essere. soprattutto all'epoca. Cioè, sicuramente. Va bene, allora, quindi, come si traduce tutta questa roba su un palcoscenico? Buonasera. Con tutto questo cumulo di informazioni che mi arrivano, di cui Certe proprio per me nuove anche oggi, la scoperta che Beatrice fosse la figlia e non la sorella mi sconvolge la narrazione che ho creato per lo spettacolo. Facciamo finta di non averlo saputo, e sì, stiamo parlando sempre della sorella. Io non sono filologo, sono musicista, mi occupo di musica medievale da tanto, però sempre dal punto di vista musicale. Quando ho deciso di accostarmi alla musica trovadorica per il semplice fatto che volevo avere un repertorio da poter eseguire da solo, mentre di solito la musica medievale si esegue in ensemble, decisi appunto quel progetto, grazie a Spazio Città che mi spinse a questa avventura, di camminare sulle strade del Monferrato con la mia arpa e uno zaino e di verificare la fattibilità di concerti di musica trovadorica di fronte a persone anche molto naif, per vedere come andava e per verificare anche com'era lo stato del territorio che Rimbaud forse avrebbe visitato. La cosa bellissima è che sono stato benissimo accolto dappertutto, a partire da qui dappertutto, sono stato a Savigliano, Saluto, Savigliano, a Bra, e poi su per il Monferrato, Montalto, eccetera. L'unico posto dove non sono riuscito a far concerto è stato Casale, paradossalmente. A Casale non hanno mai raccolto la mia offerta. Io sono arrivato a Casale, ho preso il treno e sono tornato a casa. Perché, va a capire, l'amministrazione non ha accolto questa cosa, non è andata. Mi ha chiamato dopo dicendo, ma noi aspettavamo, sì, dovevate dirmelo. Da lì in poi ho deciso di approfondire sempre di più questo aspetto, perché, sostanzialmente perché mi piaceva. E poi mi piaceva l'idea di lavorare su un corpus di musiche omogeneo, e di cui stranamente non esiste registrazione. Non trovate dischi con un'opera omnia di Rimbaud. Si trovano 800 miliardi di Calenda Maya, fatti malissimo, si trova
c'è un'ara, sì, la prima di crociata, fatta in una maniera che grida vendetta, purtroppo non c'è, e poi tutto il resto non si sente. Allora ho deciso di lavorare sulle canzoni e di registrarle. Deve ancora uscire il disco, purtroppo, perché sono stato pigro io, ma appena torno a casa giuro che mi ci metto, perché devo fare il montaggio e scegliere su se stessi è molto complicato. E fino ad arrivare alla, diciamo, in realtà non è una chiusura, però insomma a un punto forte di questo progetto era raccontare la storia di Rainbow. E ho deciso di raccontarla appunto utilizzando le sue parole, o meglio, parte delle sue parole. E ho deciso di raccontarla in provenzale. Allora ho fatto questa scelta di accostarmi alla fattibilità scenica di questa musica, e già lì mi sono posto di fronte al problema serissimo di dover eseguire tutte le canzoni con tutte le coblas. Il disco in sé dura 70 minuti, più o meno. Le fai tutte nel disco? Le faccio tutte. Beh, sul disco sì. Se faccio 70 minuti di musica, vi uccido. Non è possibile che io faccia uno spettacolo in cui canto 8-9 coblas da solo. Se avessi magari un altro musicista con me che mi aiuta nella gestione dei suoni, potrebbe già essere diverso, ma da solo sarebbe veramente terribile. Non riuscirei a fare altro. Mentre io volevo anche introdurre testo che potesse aiutare a capire la vicenda di Rainbow. Allora, per forza di cose, il primo taglio è stato tagliare coblas. Per cui di ognuno di questi componimenti io eseguo al massimo 3 coblas per ciascuno, per forza. E la scelta che ho fatto è stata: se intendo raccontare una storia, devo scegliere i testi che più mi aiutano a proseguire nel racconto. Per cui diciamo che quelli più che vanno più verso un fatto moralistico o verso altri aspetti della cosa, li ho tagliati. Li troverete nel disco quando esce, o comunque leggendoli insomma, sui testi. E questo è stato il primo grave danno che io ho compiuto opera di Rainbow. Il secondo è stato questo. Per raccontare mi servivano parole, e non abbiamo un'autobiografia ovviamente di Rainbow, ma esiste per fortuna la vita e le ragioni, cioè le spiegazioni per certe canzoni, che sono degli aneddoti, delle storie che introducono. E allora ho fatto questa operazione estremamente opinabile, ma ho preso il testo di questi racconti, che è in terza persona ovviamente, e l'ho girato in prima, in modo tale che è come se Rainbow stesso stesse raccontando quello che succede. E lui si autoracconta, dice chi è, dice cosa sta facendo, e per ogni canzone di cui abbiamo raso è lui che spiega perché ha composto quella canzone, girando i verbi, eccetera, eccetera. E non era ancora abbastanza in realtà, perché per completare il percorso mi sono permesso di, con Paola Tortora, che ha collaborato a questo lavoro, abbiamo letto tutto l'opera poetica di Rimbaud, scegliendo nei vari poemi cose che potessero essere interessanti per andare avanti nello svolgimento, tagliando pesantemente, estrapolando frasi, in modo da comporre un racconto sempre sulle parole di Rimbaud. Io non aggiungo nessuna parola in più rispetto a quello che ho trovato tra componimenti e testi in prosa anonimi. E ne è nata questa storia, che si articola da quando più o meno Rimbaud arriva in Monferrato a quando arriva a Costantinopoli e poi ipoteticamente scompare. Per cui è stata un'avventura attraverso queste canzoni. La difficoltà della messa in pratica, di cui ha parlato anche Francesco, delle canzoni è il fatto che io mi accompagno con un'arpa salterio, che in realtà è un'arpa un po' speciale perché è uno strumento presente iconograficamente più o meno in tutta Europa, però di cui purtroppo si è perso traccia. Non c'è una scuola di salteristi, arpisti, me la sono fatta costruire apposta. Normalmente è Re David che la suona per intonare i salmi, però esistono capitelli in cui degli animali, c'è anche a Verona, a San Zeno c'è un cane che suona un'arpa come la mia, che non so se sia una cosa nella copertina, è bellissimo, un cane con un berretto e una maglietta con le frange che suona con le mani, che suona l'arpa salterio di fianco. In Spagna, vicino a Bilbao, se non sbaglio, c'è un capitello molto in alto dove c'è uno scimmione che suona lo stesso strumento. In Francia c'è un uomo con i baffi che suona lo stesso strumento. Essendo che sono capitelli, l'arpa è vista di fronte ed è possibile vedere che ha 2 ordini di chiavi. Vedrete uno strumento che ha 2 ordini di corde. In questa maniera è uno strumento che mi permette di avere 2 possibilità diverse sulle 2 mani. Posso accompagnarmi e posso fare melodia.
perché quando si affronta questo tipo di musica la necessità è capire come eseguirla, perché noi abbiamo la melodia ma non abbiamo nessuna indicazione su come accompagnarla. E di Rimbaud non sappiamo che strumento avesse, non sappiamo se avesse una piella, un liuto, non sappiamo che cosa si portasse in giro, non sappiamo se avesse qualcuno con sé che lo accompagnava o se era lui stesso che si autoaccompagnasse su tutte le azioni. Mediamente si usavano vielle, liuti e arpe, mediamente per accompagnare questi. Essendo arpista ho scelto l'arpa. Però nella messa in scena ho dovuto lavorare un po', perché ripeto, per quando si esegue dal vivo è cattiveria usare lo stesso colore per un'esecuzione di un'ora, perché li ammazzo. E quindi ho dovuto decidere come rendere i colori che mi dava il testo che avevo da cantare. Quello che faccio io è molto diverso di quello che ha fatto Francesco, ma non perché io intendo fare il giusto, ma perché la mia sensibilità mi ha portato a compiere delle scelte diverse dalle tue. E va bene così. Il bello della musica trobadorica è che comunque, essendo interpreti loro stessi, come succede tutt'oggi, quando si prende una canzone di qualcun altro, è possibile decidere di intervenire. Bisogna essere onesti. Però ovviamente. dici anche su cosa si interviene. Si interviene essenzialmente sul ritmo, perché Ritmo. l'altezza, Sì. l'altezza delle note certo, è le quella. note sono quelle. Il ritmo estremamente. Io non riuscirei mai a fare Non m'aggrada in quella maniera in cui decidi tu. Anche se hai ragione, è una canzone di crociata e ha un bellissimo ritmo battagliero, tra l'altro. Ma perché Sì. ce l'ha. Ma in realtà sta dicendo che lui sta malissimo a Costantinopoli, vede tutti questi disastri che stanno capitando e pensa al Monferrato dovrebbe stare là. Questa cosa mi frena dall'essere coinvolto nel ritmo della canzone. Ed è una guerra tra me e me, perché in realtà vorrei essere così e infatti quando suono strumentalmente lo stesso pezzo acquisto più ritmo. Ma quando metto le parole non ce la faccio. Ugualmente Calenda Maya, che è una danza, e se la sentite cantare, la si trova su YouTube in tutte le salse, è sempre rappresentata proprio come una danza, ci sta. Ma lui scrive quella danza perché il marchese dice a Beatrice di dire a Rimbaud che deve scrivere una canzone perché è molto depresso con una faccia melanconica e in una festa non ci sta che lui abbia quella faccia, così dice il racconto almeno. E quindi lui applica un testo a una danza che in realtà è un testo di cui lui si lamenta del fatto che dei malparlanti, dei Lausangiers, stiano dicendo a Beatrice, lo stiano mettendo in cattiva luce. E lui si sente sotto attacco ed è come questa applicazione di un testo non esattamente gioioso. Calenda Maya in realtà non è Calenda Maya che bello primo maggio, dice mi fa schifo primo maggio, mi fa schifo le foglie di faggio, mi fa schifo il canto degli uccelli, mi fa schifo le foglie di gladiolo, non mi piace niente perché finché non mi arriva un tuo messaggio, cara, che non arriva perché lei è distratta dai cattivi parlanti. Allora questo testo che va contro un tempo in tre, va contro un tempo allegro, mi forza a non essere così allegro nell'esecuzione e a utilizzare invece questa musica nel contesto in cui la metto. Scelta personale. Ho deciso di creare questa storia in cui lui è costretto a essere allegro giocoforza e quindi la musica è costretta a essere allegro giocoforza e ho usato questa cosa, ma è una mia interpretazione. Avete visto le musiche come sono? Non c'è nessuna indicazione ritmica, non c'è nessuna indicazione agogica, non c'è niente se non il testo con le note. E questo provoca il fatto che ogni possibile interpretazione della musica trobadorica sia una diversa dall'altra, come sarebbe diverso se un lettore affrontasse questo testo e ce lo facesse ascoltare. Questo è stato il lavoro diciamo più grande che ho dovuto affrontare su questo, tenendo presente che oltretutto cambiando la sensazione, cambiando io, nello studio e nella comprensione cambio anche il modo. Non escludo che oggi possa cambiare qualcosa perché mi vengono in mente delle cose finché lo sto facendo. Poi, altra questione durissima da affrontare è come utilizzare queste parole, cioè la pronuncia. Io non sono un provenzalista, o meglio, canto cose e quando canto cose devo farmi delle domande su come cantarle queste cose, per cui ho dovuto veramente affrontare seriamente come fare. Non solo, essendo un racconto in cui non sono vestito da Matteo Zenati, ma sono vestito da Rimbaud, ho una bella casacchetta rossa di Rimbaud addosso che mi ha fatto Gaetano e sono vestito come lui e interpreto un personaggio, devo essere credibile come personaggio, non posso leggere, ho dovuto studiare a memoria queste cose che faccio, per cui ho dovuto chiedermi parola per parola come renderla al di là della pronuncia anche dal punto di vista dell'intenzione. Ho dovuto capire molto quello che stavo dicendo e questo mi ha posto dei gravi
scompensi. E la scelta delle parole esatte, perché appunto Andrea mi ha consigliato usa l'edizione di Minsky. Io di mio stavo andando su R perché R è l'unico manoscritto che porta il testo e stavo per cantare il testo di R, però mi ha frenato. Infatti però, stavo pensando a proposito di questa scelta che è opportuna perché tu fai tutte nel disco, perlomeno che poi è il prodotto finale, fai tutte le coblas. Sì. Allora, se fai tutte le coblas è chiaro che devi usare un testo critico. certo. Se invece dovessi scegliere, forse in, diciamo, per esempio nella versione da concerto, di fare soltanto le prime strofe, però tu ne fai più di una In comunque. realtà ho dovuto Cioè la scelta di Mirarle. fare R sarebbe, diciamo, potrebbe essere sensata se fai solo la prima, perché è quella Perché è sottoposta, quella- esatto, sottoposta al rigo musicale. Poi non ha senso fare R, che è tutto pieno pure lui di lezioni singulares insieme con C, cose caratteristiche di quella tradizione. Non ha senso, no, dare un testo così limitato dal punto di vista ecdotico, che significa della critica testuale, cioè cose di cui si occupano i filologi. Quindi ha più senso fare questa cosa che hai fatto tu, secondo me. Allora, la mia principale preoccupazione in realtà è, al di là dell'essere aderente all'onestà della proposta, è che comunque tutto questo va portato davanti a voi, davanti a chi c'è, per cui devo essere credibile. Non posso pretendere che, cioè non è uno studio e né è questa conferenza, è uno spettacolo e quindi ha bisogno di essere fruibile. Proprio per questo ho deciso, anche se è un cumulo di parole, che sullo schermo dietro di me scorre sia il provenzale che l'italiano. Allora, ho parlato in questi giorni bellissimi, passati qui di residenza con Spazio Occitano, che sono state meravigliose, stupende, veramente, è stata un'accoglienza bellissima. Io ho provato a parlare con degli occitani, io abito a Tregnago, si parla il cimbro a Tregnago, ma non l'occitano, che anche il cimbro comunque, la lingua sì, è specialissima, è terrificante. Io ho provato qui a dire qualche frase di provenzale in giro a qualche parlante occitano, non capiscono, cioè, sì, capisco questa parola, capisco questo, ma non capiscono, perché è comunque diverso. Mi chiedevo se ero io che sbagliavo tutte le pronunce in realtà, però in realtà ho dovuto anche qui pensare che fosse necessario vedere a parte provenzale l'italiano e a parte l'italiano anche il provenzale. Mi è stato chiesto, ma è bello leggere anche la lingua? Per me è stata una scoperta recitare in provenzale perché è una bellissima lingua. È molto stretta, molto forte, molto netta, più dell'italiano, e dà un sacco di possibilità anche performative, perché dà un sacco di colori, è molto incisiva, è stata una bellissima scoperta. Poi ho dovuto fare una cosa che non volevo fare, però per concludere lo spettacolo, in cui si immagina che Rimbaud scompaia, mi chiedevo come finire questo spettacolo, e Alta Sundas era un bellissimo modo di concludere. Alta Sundas è una poesia appunto in gallego antico che si iscrive nel filone delle canzoni di Amigo, di cui abbiamo per fortuna 7-8 musiche rimaste di Martin Kodaks. Sono musiche bellissime, c'è molto semplice ma molto belle. Mi sarebbe piaciuto lasciare lo spettacolo con Alta Sundas, però Alta Sundas non ha note, non esiste musica per accompagnare questi versi, e per la prima volta in vita mia, e spero anche ultima, ho composto una musica per cantare questo poema. Devo dire che stranamente per chi l'ha ascoltata dice ma sembra un pezzo suo. Poi, evidentemente dopo aver a lungo elaborato musica di Rimbaud ho fatto una cosa che ci può somigliare, secondo me è un po' più stile Payroll, però comunque ci sta e va bene per chiudere. E quindi questa però, lo dico onestamente, non è musica di Rimbaud, è musica Dante, la lingua occitana, il catechismo. No, sì, scusate, stavo cercando una cosa, sono ricaduto. No, non era, scusami, stavo cercando un'altra cosa. D'accordo. No, ho perso il filo. E con questo in realtà concludo anch'io, perché quando sentirete poi quello che farò, se ricordate come Francesco ha cantato i suoi pezzi, sentirete proprio la differenza, perché
vediamo due mondi diversi. Lui è un filologo che capisce molto di quello che sta facendo, io sono un pratico, cioè non sono un teorico. Ho dovuto imparare strumenti per poter affrontare questo repertorio, so leggere la musica del Medioevo, so leggere più o meno i testi del Medioevo, ma mi fermo lì. Se ho bisogno di qualcosa chiedo a lui. Una cosa che mi viene da dire su quelle, grazie delle cose che hai detto, mi sembra anche tutto interessante, anche perché ora andiamo a sentire poi lo spettacolo, è che appunto è come se da parte di chi parte dal testo, cioè noi partiamo dal testo in quanto filologi, quindi ci interessiamo alla resa musicale di un testo. La differenza essenziale che ho notato con gli interpreti è che invece loro tendono in qualche modo a trovare il modo di eseguire la melodia, di eseguire la melodia, quindi la nota che ci sta sotto, di cui parlavi prima, il modo se è ritmico o meno, se è semiritmico, se non è ritmico. C'è meno attenzione da parte, diciamo, di chi la esegue al testo e alla testualità in generale, che poi significa alla lingua. Perché di solito succede che gli interpreti di trovatori, che ce ne sono stati oramai tantissimi dagli anni 60 a oggi, da Binkley a oggi, ce ne sono stati tanti, perché insomma cominciano negli anni 60 le incisioni dei trovatori. C'è uno terrificante di G, non so se l'hai sentito, c'è uno che canta con un liuto e fa, ogni verso dura circa 30 secondi per verso. Immagina una copla quanto dura, lunghissima, terrificante. Quindi fanno un po' quello che vogliono, perché l'epicentro dell'interprete è la melodia, invece l'epicentro del filologo letterato è il testo, e lo era probabilmente anche per i trovatori, cioè io mi sento di dover dire che i trovatori dovevano comunicare il testo, che queste intonazioni sono intonazioni facili anche per questo motivo. Cioè non sono impossibili da cantare, cioè sono cantabili anche se non hai una tecnica vocale particolare, perché i melismi sono comunque, di solito sono contenuti, si tratta di 3, 4, 5, 6 note, rarissimo, massimo 5, 6, quindi i vocalizzi, i melismi sono rari, le frasi, insomma è una musica facilmente eseguibile. E probabilmente quindi anche da parte loro c'era interesse a fare passare il testo, un testo che tra l'altro era lungo, come ha detto Matteo, un testo lungo, e quello lo dovevano fare tutti, quelli nel 200 lo dovevano arrivare fino alla fine per forza. Infatti mi sono sempre chiesto come avveniva la proposta dei trovatori delle loro canzoni a corte. Vi faccio questa canzone. Quindi si preoccupavano, quante sono? E poi 12, un'altra cosa che ci dovremmo chiedere sono gli ambienti dove cantavano, esatto. Perché l'aula, la corte, la corte, ma chissà che tipo, dove effettivamente eseguivano. Se è una cosa di cui il testo deve essere chiaro e in cui è possibile fare, diciamo, un pezzo che duri una decina di minuti, ci sono un paio di parametri che bisogna rispettare. Il primo è che le persone siano sedute comode. No, 10 minuti io mi stufo. E la seconda è che l'acustica sia degna per poter capire il testo. Quindi evidentemente non possono essere delle sale troppo grandi o troppo alte o troppo rimbombanti. Non si può cantare in chiesa e non si può cantare in luoghi dove non arriva la parola. Quindi questo già pone una questione. Sì. Io qui canto non amplificato. Questo spettacolo che faccio oggi vorrei che fosse il primo di una serie di repliche che vorrei portare avanti per 3-4 anni, magari, mi piacerebbe moltissimo. Questo è un progetto che arriva dopo anni di studio, vorrei per tanti anni farlo fruttare. Capiterà che mi propongano dei luoghi grandi e si porrà il problema di amplificare questa cosa. Questo per noi moderni è molto diverso, perché amplificare musica di questo tipo è difficile. Io mi muoverò sul palco, ho uno strumento che si muove con me, non posso avere un gelato davanti, cantare in questa maniera, chiaramente. Questo pone problemi che loro non avevano, perché comunque non potevano andare in luoghi. A volte canto all'aperto, mi succede, canto trovatori all'aperto, mi succede di fare delle passeggiate dove vivo io, le persone vengono con me camminando, ci fermiamo sotto un albero e io canto una canzone. Sì, vale per 10 persone vicino a me, non vale per un grande pubblico, non faccio grandi concerti. Per cui questo, sì, c'è da pensare appunto come alla struttura tecnica di come eseguire questi pezzi, perché se era un ambiente troppo grande
Non funzionava. Troppo piccolo, se io cantassi qui davanti a voi non posso cantare neanche troppo forte, siamo troppo vicini quasi. C'è una distanza giusta, non so come dire, no? Cioè, non so se in cucina lui avrebbe cantato un pezzo. Mi sembra che la tua scelta sia una scelta buona di compromesso, no? E volevo finire appunto dicendo che Matteo è un esecutore che si è posto il problema del testo, si è posto il problema della lingua, a differenza di molti altri, e anche della lunghezza, cioè di fare arrivare il testo, perché tu giustamente trovi una misura, come dire, un compromesso, dice io faccio 3 strofe perché sennò mi ammazzo. Infatti gli ho detto scusate, ho tagliato, cioè pensavo che fosse un'eresia, invece mi hanno accolto. Invece stavo pensando, ecco, che per esempio il pubblico medievale doveva essere a parimenti importante ascoltare quello che il Trovatore aveva da dire fino alla fine, cioè perché se no non si spiega questa ripetizione di le coblas che possono essere fino a 7 nei canti, durare un quarto d'ora, 20 minuti, forse mezz'ora una canzone. Tu dicevi quanto può durare una canzone di quelle? Guerra, per esempio il canto di Crociata, che c'ha questa strofa Il lunga. canto di Crociata è una roba fatta È bellissima. Come comincia? La puoi intonare l'attacco? Ara potom conoscere proar che de bon fais rendieus bon ghisardon. Questa. Ed Qua è una così strofa rapida, molto lunga e ce ne sono perlomeno 5. ma sono strofe enormi. E questo è un discorso di incitazione alla crociata, che era proprio come un discorso, come si dice, quelli che fanno i discorsi politici, un comizio. Un comizio, esattamente un comizio, infatti. Il primo lo fa Marcabruno, che è Pax in nomine Domini, e continua poi questa tradizione. Infatti, cioè l'interprete fa il comizio, quindi questa musica era di servizio. Sì, infatti sulla scorta di questo, per dire, no, questa idea, no, è una musica di lancio di un messaggio politico, bisogna partire per andare in Terra Santa. Questo mi ha spinto a scegliere un tipo di accompagnamento con l'arpa per accompagnare questo. Imito una campana, perché è come se chiamassi a raccolta per cantare questa cosa. Cioè, sempre il testo mi guida a cosa fare con uno strumento che ho in mano, è seppur sempre un'arpa, però la uso in maniera tale da gestire scelte diverse di tipo interpretativo. Forse possiamo fare domande. Sì, no, esatto, cioè, siamo in anticipo, abbiamo ampio tempo, però in realtà ne ho una io. Perché siete stati più lesti di quanto pensavo. Di quanto pensassi. Una curiosità, che non sembra una domanda molto stupida, No. però il personaggio, anche quando cantava tipo in Sicilia, poteva avere un pubblico che lo capisse, che lo ascoltava. In Sicilia. Beh, è come oggi un cantante inglese che Esatto. deve fare un concerto in Italia. Anch'io spesso chiedo ai ragazzi, anche in questi giorni qua, no? Siamo andati nelle alle medie, scuole. E loro dicevano, in provenzale. D'altronde ho chiesto, ma voi ascoltate musica inglese? Certo, mi hanno detto, ma capite quello che dicono? E ho guardato così. Però l'ascolto, figo. Però in inglese non sanno, magari canta delle cose terrificanti, ma in inglese non lo sanno. Ugualmente, se uno arriva lì e canta una canzone in provenzale, è probabile che per moda, Senza dubbio. il provenzale fosse la canzone del momento, si ascoltasse in provenzale. Era di moda, ma poi magari gliela spiegava era prima. di moda. Poi arriva in Toscana, tutti i fiorentini erano impazziti per il provenzale. Ah sì, in Toscana. E come dice Dante, Giuseppe, nel De Vulgari Eloquentia, dice la lingua de Oco è la lingua... Ogni impreparato. Ecco. Già, la Vergogna. lingua più dolce per fare dulciorico eloquela, dice. Ah sì, come la chiama? Parlane come della lingua più dolce, questo sì. Ah, più dolce. Sì. Che è un po' quello che stavi dicendo prima. Poi aggiungi che in realtà la scelta della lingua non era determinata dalla lingua materna, ma dal genere, quindi probabilmente chi si occupava di lirica doveva conoscerlo il provenzale. No? Cioè chi faceva lirica eseguiva in provenzale. Era la lingua della poesia in Europa. Lo faccio in provenzale fino a una certa epoca, non lo faccio in un'altra lingua. Un po' come il latino nelle messe. Giusto. Abbiamo risposto, stiamo rispondendo al signor. Poi c'era un'altra domanda di in Andrea. realtà è una cosa di cui abbiamo anche parlato, appunto, di queste lezioni che abbiamo fatto con le scuole, una cosa su cui poi noi spesso così a latere parlavamo ma appunto quanto è stato difficile mandare tutto a memoria. Aspetta, prima di rispondere, perché? No, perché noi abbiamo questi manoscritti, R, eccetera, eccetera, anche, cioè, non solo i testi, ma anche
le melodie, e spesso con Matteo in queste 2 o 3 lezioni che abbiamo fatto poi dopo ci diciamo: ma questi qui cosa avevano sotto mano? Cioè ricordavano a memoria, avevano dei fogli eccetera. Perché faccio questa domanda? Perché qualche mese fa che era un convegno su un pulmino, tornavamo da una gita sociale, parlando con un altro musicologo che a Milano, che è Davide Da Olmi, lui mi dice: ma guarda che questi manoscritti qua, cioè, nessuno li ha mai usati per suonarci sopra, no? Ecco, da filologo puro a me questa cosa ho detto: te guarda, è una cosa che proprio cui non avevo mai pensato, no? Ecco, però è questo che abbiamo, no? Sì, non sono eseguibili per il semplice fatto che banalmente perché? non ha le voltate. Nel senso che io sto suonando e ho una partitura davanti e devo voltare pagina. Ok, è difficile. Normalmente, per esempio, brani dell'Ars Nova, pur essendo codici, sono tutti su una pagina, c'è il superior sopra qua, c'è il contra sotto, c'è il tenor sotto qua, metto una pagina e in 3 possiamo leggere su quella pagina, e dice tutto lì. Mentre i brani dei provenzali su questo codice qua, c'è la strofa, arriva a un certo punto, devi girare pagina per andare a vedere di là, ma hai già perso il segno. Quindi evidentemente non è per essere scritto. E quindi l'avranno. E per te quanto è stato difficile mandarlo a memoria? È stato terrificante. Nel senso che sono difficile. mesi che lavoro sulla ripetizione, oltretutto partendo dal fatto che non conoscevo il provenzale, per cui ho dovuto con calma leggermelo, con calma scrivermelo, perché per scrivere ho fissato alcune parole e ripetere costantemente, col problema che se io sto recitando in italiano e mi dimentico una parola dico qualcosa che ci può somigliare, ma se mi dimentico una parola in provenzale e dico qualcosa che gli può somigliare, dico delle cose terrificanti, come dirò. Io vi avviso che dirò delle cose orribili durante Ma l'hai mandato a memoria, vero? Tutto il testo? L'hai mandato a memoria? Sì. Infatti, allora, sono sincero, non è che io mi muova lo dico Paola, perché non è che io mi muova sopra la scena guardando verso le parole per indicarle perché sono molto belle, è per ricordarmi cosa devo dire, però fa parte del gioco, lo so. Anche perché il problema è che molto spesso tra frase e frase ci sono delle interiezioni, delle congiunzioni, dei raccordi, car, don, che, perché muoio. Non avendo la padronanza veramente è stato molto complicato imparare, molto complicato. E penso che arriverò alla padronanza di questo fra mesi, quando avrò fatto varie repliche. Per questo momento sono ancora un po' preoccupato pur avendo la guida dietro, però devo dire che avendo imparato a memoria tutto e avendo scorso tutto il testo ho potuto entrare nei suoni di Rimbaud ed entrare anche nell'utilizzo delle parole che fa, cosa che non avrei mai visto se avessi letto un paio di volte ogni brano. Leggendo molto, studiando molto dentro, ho trovato delle parole, diciamo, chiave che sento molto forti e che appaiono sia nelle Virasò che nei poemi. Per esempio il termine sforzar o esforce, io vesto con una giubba rossa e che per necessità di regia ha un cappuccio, e qualcuno ha visto una foto di questa cosa e mi ha detto sembri uno Jedi. Allora, unisco il fatto di sembrare uno Jedi al fatto che uso il termine sforzare, che la forza sia con te, è venuta fuori assolutamente spontanea. Veramente è un po' da Guerre Stellari. Ho anche una piuma che sembra una spada laser, per cui ci sono delle parole molto forti. Ho cercato a un certo punto di usarle come appoggio quando ogni volta arriva questo termine che appare Beatrice che dice lui che deve sforzarsi di o farsi forza di, lui che si sforza da. L'ultima parola di non m'aggrada è fai sforzo, esattamente l'ultima parola che esiste di questa poesia. L'ho preso come motto, come linea conduttrice, questo tra le varie, ce ne sono anche altre cose, anche gli Esmendadò sono molto importanti in realtà, perché chiede sempre sia a lui che Esmendadò al Marchese, ma anche vanno Esmendadò ne vanno anche il Marchese da Dio per i suoi meriti. La ricompensa era importante anche quella, devo dire, è stata... Sì, ci sono motivi, parole, proprio lemmi ricorrenti nell'opera di Rimbaud. C'è un vocabolario... Pensiamo a Consigli, per esempio, su Consigli lui costruisce poesie su questa parola, più che chiave, parola tema, è una parola tematica. Sì. Polisemica. Nella canzone Eram Requier, che è stata una delle più di successo, trasmessa con la musica da R, compare ad ogni terzo verso in rima la parola Consigli. Esatto. Quindi era una cosa che faceva lui anche intenzionalmente. Consigli. Sì, diventa proprio come una specie di faretto che indica la parola, bellissimo. Un'altra cosa ho fatto molto strana,
che verrà criticata. Le lettere epiche sono bellissime, come diceva. Tu la fai la lettera epica? Le faccio varie, nel senso che una è la più, una la utilizzo per le avventure, è una parte avventurosa che lui scrive al Marchese, gli ricorda tutte le avventure fatte per salvare Giacobina dal matrimonio Servuni. E un'altra in cui lui descrive le azioni sotto le mura di Costantinopoli. Ero un forte imbarazzo perché non sapevo come renderle. Le lettere epiche hanno questa cosa delle rime, sono monorimiche, finiscono sempre in una certa maniera, che può essere un po' preoccupante per il fatto proprio per la memoria, perché dovendo finire sempre uguali a un certo punto uno comincia a dire tutte le parole che finiscono in at, eccetera. Non sapevo veramente come renderla l'ultima, pensando che fosse un combattimento, pensando che fosse una scena d'azione, ne è nato un rap, che secondo me è efficace. Ma poi vedremo. Ci sta venendo la curiosità. Esatto. Beh, prego. Allora, volevo sapere se si sa se nell'esecuzione del medievale, diciamo, le strofe avevano delle varianti musicali, un po' come succede nell'aria barocca oppure nel lied, magari legata al testo. Guarda, chissà, perché è una cosa che si sono chiesta moltissimo i musicologi. Nel manoscritto G certe volte compaiono, ma per errore di mise en page, 2 strofe sotto il rigo musicale. E lì il notatore mette la musica anche per la seconda, con piccole varianti effettivamente. Quindi sì, è probabile che le varianti le facessero, però non, diciamo, tali da sconvolgere. Ci sono invece generi dove invece è preposta la musica diversa su ogni strofa. Il Descort plurilingue, lui scrive il Descort ogni strofa con una lingua diversa e dice nella prima strofa programmaticamente che sarà diversa anche la melodia. Quindi lì aveva cambiato, aveva fatto ogni strofa su una lingua diversa e con una melodia diversa. Però quello è un discordo. È un discord, ed è un discord particolare. Poi c'è il Descort che però più in generale prevede moduli cangianti che dovevano avere pure loro melodie diverse per forza, perché cambia la metrica. Quindi ci sono dei generi dove questa cosa si dà, però per la canzone, per il sirventese, il plagne, che sono tutti generi legati strettamente o la canzone di crociata, che sono sottogeneri della canzone, lì è chiaro che il disegno metrico e la melodia si dovevano ripetere su ogni strofa. Sì, ma sì, probabilmente le varianti, le cosiddette varianti esecutive le facevano. Aggiungo una cosa dell'esecutore. In realtà, quando si pone la seconda o la terza cobla sotto quella musica, spesso capita che gli accenti forti della frase melodica non corrispondano più alle sillabe forti del testo. Quindi sono costretto, se voglio essere coerente col testo e non con la musica, sono costretto a forzare un po' la musica per portarla a mettere accento dove prima non l'avevo, a porre respiri dove prima non mettevo. Per cui già questa cosa sembra quasi scombinare l'assetto melodico. Caneda Maia, che nella prima ha tutta una grande tirata fino ad arrivare al punto in cui deve mandare un messaggio e non respiro mai. Nella seconda, che invece ha delle piccole cose, mi permetto di fermarmi e di rientrare. Quindi in realtà si perde l'uniformità della ripetizione, proprio perché cerco di adeguarmi agli accenti soprattutto. A volte questa cosa mi porta, che se ho un salto melodico e sto facendo la stessa sillaba, mi porta ad aggiungere 3-4 note per andare da una nota all'altra. È una specie di abbellimento. Però più di così si ha paura. Perché dice, non posso fare le fioriture o una cosa come si faceva nelle diminuzioni di Caccini. Magari, potrebbe anche essere, in realtà c'è chi è che scrive, no, Americ, c'è un trovatore in particolare che fiorisce moltissimo, è piuttosto complicato, ma evidentemente era un suo stile, per esempio, per cui può essere anche quello. C'è la signora là in fondo, poi... Sì, io ho una domanda sia per il protagonista sia per la regista, Paola Tortora. Volevo sapere, lavorare su questo personaggio, lontano nel tempo,
quando l'avete costruito, messo in scena, al di là dell'abbigliamento, a quali bisogni ha risposto questo personaggio andando in scena? Rimbaud si presenta come una persona che può essere molte cose insieme. Il primo pezzo che canto, lui dice che può essere saggio e folle, triste e allegro, antipatico e simpatico, cattivo e buono. E per tutta la sua vita racconta di cose come dovrebbero essere e poi gli capitano delle cose che non sono esattamente quelle che si aspettava. Doveva stare con Beatrice ma non può. Vuole andare alla crociata, finisce a Costantinopoli. Vorrebbe essere Monferrato e muore nel Medio Oriente. Questa cosa qua l'ho trovata molto vicina. Cioè, lo sono sentito molto aderente a una condizione umana che a me sta, ma sta credo anche a molti, e me l'ha avvicinato molto. Me lo sento un po' di fianco a me, in qualche maniera. E mi sono sentito partecipe, pur nella lontananza temporale, a livello di condizioni di vita oppure di esperienza, per cui sì, l'ho sentito in realtà vicino io. Paola mi ha spiegato e mi ha introdotto altre maniere di entrare nel vissuto di Rimbaud. Abbiamo dovuto immaginarlo come persona, al di là di compositore, poeta o musicista o soldato dell'esercito, ma come interiorità. E Paola mi ha forzato moltissimo su questo perché, vai avanti tu, no? Perché voleva che io non fosse una lettura e nemmeno non fosse una cosa che stesse in superficie. Ho dovuto entrare proprio come si interpreta un personaggio di una pièce teatrale o comunque come si interpreta qualcuno che deve portare qualcosa alle persone. Dovevo essere credibile e per poterlo essere dovevo io crederci. Quindi in realtà me lo sono dovuto rappresentare vivo, pur essendo molto distante. Ma questo mi era già successo quando camminavo nel 22. Io camminavo per i sentieri di Monferrato, immaginavo che lui stesse andando. Io non so andare a cavallo, non ho un asino, quindi ho dovuto immaginare che lui andasse a piedi con una borsa. D'accordo? E sentivo che era un'esperienza che anche lui poteva avere fatto. Stando qui mi è venuta voglia da qui di andare a Vaqueiras. Sono 300 km circa, probabilmente non è passato per la Valmaira, dicevamo, perché ci sono dei passi brutti, però mi è venuta voglia di completare il percorso, proprio per sentire com'è questa strada, no? Di andare a finire fino là. 15 giorni, 300 km si fanno più o meno in 15 giorni, però bisogna stare attenti perché ci sono le Alpi di mezzo, mentre qua non le avevo. Qua il passaggio più pericoloso è stato passare il Maira sul ponte della ferrovia, Giovanni. Perché ho avuto una guida a un certo punto, dovevo andare da Saluzzo fino a Savigliano, lui mi ha consigliato, no ma passa pure sul ponte della ferrovia, mi sei fermato, mi travolgono, no ma ti accompagno, la linea è dismessa, l'avventura più grande. Poi Monferrato in realtà è una zona molto bella, molto dolce, bellissimo Monferrato, veramente bello. Questo è passato. Ho ben inteso, l'avete già messo in scena nelle scuole? No, nelle scuole abbiamo fatto così degli incontri con spizzichi e bocconi. Questa è la primissima. Questa è la prima, anzi l'anteprima. Questa è l'anteprima. Perché la prima forse avrebbe bisogno di uno spazio teatrale scenico. Qui siamo all'interno della sala conferenze di Espacio Città, dove c'è una bellissima mostra sui trovatori. Per un caso della sorte, io ho fatto un puntamento dei fari, a un certo punto il faro ha puntato direttamente sul tabellone di Rimbaud, per cui identifica proprio la miniatura di Rimbaud a cavallo con la lancia, e per cui è uno spazio che non era... io avevo messo questa. C'è questo, ma questo lo uso io, però c'è quell'altro con la lancia, quello di fianco. Questo qua, lì in sala c'è la rappresentazione di Rimbaud con la lancia. Per cui abbiamo dovuto adeguarci a questo spazio, che è stato molto strano. La sala conferenze di Spazi è pentagonale più o meno, perché lo spazio si è articolato. Paola ha compiuto una scelta, vuoi dirlo Paola? Se vuole intervenire, vada. Certo. Ma per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, Matteo mi ha fatto questa proposta, questa è un'ispirazione totalmente sua, alla quale io ho dato servizio proprio, però ovviamente mi ha coinvolta in pieno, totalmente. Quando lui la prima volta, non so se te lo ricordi, Matteo mi disse, così scherzando, perché poi scherziamo tantissimo, ironizziamo tantissimo insieme, diceva, sai Paola, è come se io, ormai me lo sogno di notte questo personaggio, è come se io mi sentissi un po' la reincarnazione di quest'uomo. Questa cosa mi colpì moltissimo. Poi quando ho cominciato con lui a leggere, a cercare, lui mi ha fornito tutti i testi, abbiamo insieme elaborato la drammaturgia, eccetera, io costantemente sentivo
proprio l'esigenza, come mi chiedevi, di appunto portare quest'uomo qui, cioè di far vedere, di vederlo, forse avevo io desiderio di dare spazio a quello che lui sentiva, no? Questa sorta di reincarnazione. Quindi abbiamo lavorato molto sui sentimenti di questa persona, che trapelano tantissimo dai testi. Quando è arrivato il rap, lo dico, abbiamo avuto questa intuizione insieme. In realtà quello è uno scherzo ancora, ma è forse anche una voglia, almeno da parte mia, di capire come ancora, cioè di portarlo proprio qui anche in questo senso, anche in termini musicali, cioè di fare questa cosa assurda, forse sacrilega, non so come dire, no? Io infatti pensavo che Matteo dicesse no, non lo possiamo fare. No. E invece si è prestato a questa cosa, perché anche lì è un momento in cui volevamo, forse inconsciamente o consciamente, cercare di comprendere, di sentire che tutto quello che quest'uomo ha vissuto, chiaramente in termini differenti, è quello che viviamo tutti i giorni noi. Cioè la questione di riportare questa favola, questo romanzo, questa zona diciamo fantastica che sono le poesie, i canti, che in qualche modo rimangono sospesi in una dimensione forse anche un po' onirica, un po' fantastica, in realtà hanno in sé tutte le sofferenze, e questo mi fa veramente emozionare, della vita di tutti, dell'essere umano. Cioè quest'uomo è proprio quest'uomo in questa storia racconta la storia dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Quindi credo sia stato veramente un grande poeta, perché è riuscito in qualche modo anche attraverso la sua vita, quindi anche attraverso aneddoti e fatti vissuti realmente, magari appunto leggermente, non si sa se era la figlia o la sorella del Marchese, ma chissà, però stiamo parlando dell'amore, di un amore corrisposto, poi ferito, poi tradito, e poi il discorso del lavoro, del rapporto col potere, il discorso del viaggio, dell'esilio, dell'andare, del tornare, dello sparire, e il discorso delle relazioni sociali con le malelingue, cioè c'è tutto, veramente tutto ciò che... A proposito, è verissimo quello che dice Paola, e in particolare vorrei sottolineare pure questo aspetto di cui già aveva accennato Matteo o Andrea, cioè il fatto che nelle sue poesie è prorompente quello che potremmo chiamare oggi autobiografismo, solo che è un autobiografismo medievale, quindi più che autobiografismo in senso moderno è una forte volontà di autorappresentazione. Questo è un tratto proprio caratteristico suo e di anche altri, per esempio Peire Vidal ce l'ha pure, che è un suo contemporaneo che viene pure in Monferrato tra l'altro, quindi chissà se non si parlassero fra di loro, come la fa, perché loro di fatto sono degli innovatori, cioè in una fase di stanca della poesia trobadorica, perché come diceva Dino Di Girolamo parlava e poi la Lazzeri insomma diceva alla fine del secolo c'è questa vulgata, nel senso che si ripetevano un po' sempre gli stessi. Sì, poi ci sono quei meravigliosi anni 70, qualcuno li ha chiamati. Ecco. Hanno rinnovato. Negli anni 70 c'è ancora insomma verve poetica che poi va diminuendo tra gli anni 80 e 90, soprattutto negli anni 90. E loro, cioè sicuramente Rainbow de Vaqueiras è uno che invece fa cambiare, mette in campo cose nuove, Neanche ho sentito in quest'uomo l'urgenza e anche la capacità, l'urgenza in tutto, ho sentito un'urgenza, non so, una passione, una forza, ma anche una capacità di trasformare costantemente ogni ostacolo, io come dico sempre, ogni ostacolo in miracolo, in un'opportunità. Cioè c'è in questa storia un insegnamento umano che ritrovo importante, cioè come veramente anche in questo periodo storico molto significativo come personaggio. Quindi io sono stata molto coinvolta da questa proposta e ringrazio tantissimo Matteo di questo. Paola ha creato per questo racconto uno spazio scenico che gira attorno a un esagono ed è come se io vivessi in un mio privato castello dove Rimbaud si muove attraverso le stanze. Ogni stanza è una stanza dove succede qualcosa di speciale, c'è la stanza di Beatrice, la stanza di Marchese, c'è la mia stanza, c'è una stanza dove si parla delle cattiverie, una stanza dove si parla della narrazione, una stanza dove si fanno gli scherzi. E tutto si muove dentro questo castello immaginario esagonale ed è come Rimbaud se lui lo raccontasse in realtà a se stesso, perché è lui che racconta tutto. Chiaramente non può raccontare che è morto,
per cui non dico che divento re di San Lonicco e poi muoio e là morì, non posso dire questo ovviamente, questo lo direbbe qualcun altro dopo lo spettacolo, d'accordo? Però è veramente come se lui stesso girasse attorno alla sua storia e ricordasse tutto quello che ha fatto, che è una cosa che facciamo un po' tutti quando ci affrontiamo la nostra storia personale, vediamo come è andata e ce la raccontiamo in qualche maniera. L'ho trovato molto vicino, insomma, alla fine, sì. Grazie. C'è una domanda lì? Più pratica sul manoscritto. Visto che i manoscritti dei trovatori sono all'incirca 100 anni dopo i trovatori stessi, ci sono e quali sono le teorie che hanno fatto arrivare queste melodie dal periodo di composizione, diciamo, fino a un periodo così in là, in cui in realtà quasi non si eseguissero più, no? Penso si fosse già verso la fine della moda forse musicale dell'esecuzione trovadora. Sì, cioè la domanda è come sono arrivate le musiche, le melodie. Possono essere, in che modo? Ma più o meno penso di poter rispondere come i testi, cioè che ci sia stata una messa per iscritto dei testi fin dall'inizio. È stato ipotizzato soprattutto da filologi italiani, anche se questa tradizione scritta si intreccia con quella orale in qualche modo e si può essere intrecciata, cioè ci possono essere state contaminazioni in vari punti. Comunque l'ipotesi è che le poesie, per quanto sono complesse dal punto di vista formale, loro se le scrivevano, o le scrivevano, le dettavano, le facevano scrivere a qualcuno. Quindi la stessa cosa si può dire per le musiche, perché quello che si nota è che 4 manoscritti molto distanti fra di loro in quanto epoca di produzione e regione in cui atelier di diciamo centro di copia, perché ce n'è uno dell'Artois, un altro forse di Metz della regione dell'Alsazia, un altro Tolosa e un altro Mantova, che è G, con decalage temporali spinti, insomma, uno dall'altro. È quello che appunto certe volte le melodie sono molto simili, quindi ci devono essere state fonti più antiche che già tramandavano i testi scritti. E come facevo vedere ora, poco fa, appunto anche per Rimbaud si può ipotizzare che una fonte musicale antica ci fosse. Tra l'altro proprio gli specialisti tecnici della tradizione manoscritta trobadorica, un nostro collega bravissimo che si chiama Zinelli, ha ipotizzato, ma non solo lui, ha ipotizzato che ci fossero delle fonti, la fonte antica, quella che a valle chiama il canzoniere antico. Secondo lui c'erano le Vidas, i testi poetici naturalmente, le Vidas, cioè i testi biografici, e le musiche, tutto assieme, cioè che ci fossero delle precedenti, sì, che si possono collocare. Il canzoniere antico sarà, si può immaginare, di anni 30, cioè coevo più o meno della redazione delle Vidas. Se ci sono le Vidas sarà insomma anni 30, immagino, perché Hook Design Cirque, ora non mi ricordo le date di Hook Design Cirque. Tra gli anni 20 e gli anni 30 lui arriva, no? In Italia, poi sì, e poi ora mi stavo ricordando, a proposito della tradizione scritta delle musiche, che c'è una traccia musicale in un manoscritto francese di inizio 200, che è una cronaca di un testo storiografico. È un testo storiografico dove alla fine è stato studiato, ora non mi ricordo il titolo del testo storiografico, la Chronique sì. Il protagonista è Riccardo Cuordileone e infatti ci mettono il Plagne di Gauselm Faidit su Riccardo Cuordileone, che è il protagonista della cronaca di questo testo storiografico in versi francesi, e la datazione è inizio 200, e questa melodia è molto simile, praticamente è la stessa, si capisce che è la stessa dei canzonieri che vengono 30 anni dopo, 30 o 50 o 100 se R è del primo 300.
quindi secondo me non scrivevano a casaccio, no, perché è stato pure ipotizzato, cioè la mia collega, ora non lo dico, cioè, secondo me non è vero questa cosa della ricreazione delle melodie, perché se no, allora perché ce n'è così poche? Ne avrebbero messe di più. No, perché i notatori se ammalavano erano cagionevoli di salute. Cioè, questi la mettevano se la sapevano, cioè se la sapevano, se avevano fonti attendibili, non è che se le inventavano. È anche possibile che, visto che comunque erano melodie famose, no? Un po' perché alcuni erano conosciuti di nome, e quelli che le facevano portate avanti sono i juglar, no? Quelli Sì, che suonavano, certo. che eseguivano. Che avessero loro questi juglar dei fogli atti anche a ricordarsi, leggibili appunto sulla stessa pagina, che poi sono stati raccolti per essere conservati per il post in un certo senso, visto che appunto inizio 300 sì, è possibile che i supporti scritti li utilizzassero anche gli interpreti, cioè anche nella miniatura questo si vede, per esempio nei canzonieri italiani, P in particolare, che è quello palatino di Firenze, si vedono nelle iniziali, ci sono gli autori che declamano e hanno in mano un foglio. E che cosa ci deve essere nel foglio se non il testo e la musica possibilmente? Oppure la fattura. Come ha pensato Lars. Certo. Sì. Allora, siccome dobbiamo tra pochissimo liberare Matteo affinché, come dire, si cali nel personaggio, se c'è ancora una domanda proprio flash o due se proprio super flash, e poi però ecco direi di chiuderla qui in maniera da dare agio a lui di fare merenda esatto, e noi di andare giustamente a approfittare delle libagioni. Per cui se c'è ancora una domanda da qualcuno, solo una cosa, anche se c'entra poco, lo spiegavo anche ai miei studenti, il professor Francesco, di nome? Sì, Cognome? Carapezza, tantissimi siculi discendono da piemontesi, perché dopo la conquista normanna, specie da Asti, vennero chiamati tantissimi siculi a colonizzare. sì, perché Ruggero si sposa con Adelasia del Vasto, che è aleramica. Sì. Ruggero II, quindi questa calata dei Lombardi, cioè le colonie lombarde cominciano negli anni credo 30. Biancalancia, che hai nominato prima attraverso Lanza Marchese, la nonna di Federico, quindi insomma è tutto strettamente intrecciato. Quindi la faccia di quello che diceva Bossi. Aspetta, Biancalancia, nonna di Federico II. E poi oggi leggevo un articolo di Paolo Di Luca sul Monferrato, che lui ha scritto in occasione del convegno di Albì, della Io ti ricordi, i trovatori del Monferrato, e c'è un trovatore che dice tuo cugino il Marchese, e quindi sono imparentati gli imperatori tedeschi con i marchesi di ora non mi ricordo più chi è cugino di quale imperatore. Credo Corrado di Federico II, cioè ci sono imparentamenti tra gli Svevi e gli Aleramici. Quindi fu anche una forte immigrazione di contadini piemontesi in Sicilia. Questo a livello alto. Quello che dice lei è pure vero, cioè nel senso che già dall'epoca di Ruggero si colonizzano certi posti della Sicilia, in particolare dell'est della Sicilia, con piemontesi. Il cognome Lombardo deriva da quello. Li chiamavano Lombardi, ma anche la lingua è rimasta. La lingua, sono delle che isole. viene chiamata... Come viene chiamata? No, guardia piemontese occitanica. Però in Sicilia ci sono le colonie lombarde. Nostro amico Matteo Rivoglio. Che le studia Matteo pure. Sì, le colonie, di Gallo Italico. Sì. Ecco, i dialetti gallo-italici non mi venivano. Sì. Beh, quelle, poi ci sono quelle franco-provenzali in Puglia. Dialetti Comunque ci sono gallo-italici. queste cose. Va bene, direi che appunto Grazie. abbiamo comunque raggiunto. Chiuderei qua, Dico, ringraziando abbiamo Francesco raggiunto. Mi sembra e Matteo. E vabbè, per lui va e si prepara, noi andiamo. Non bevete troppo, per favore, che poi mi